parto col ringraziare la consigliera Liguori e il gruppo dei cittadini per aver presentato questa proposta di legge che, come detto già, è già da un po' che è stata depositata e come è già da un po' che è stata depositata anche la nostra proposta di legge, che è stata una delle prime che abbiamo depositato in Regione, che veniva già dalla scorsa legislatura ed era già rimasta inevasa a suo tempo. È un tema enorme ed è un tema importante sulla quale credo che la nostra Regione debba assolutamente fare qualcosa. È vero che, come ha già detto la consigliera Liguori, ci sono dei fondi a livello nazionale, però è anche vero che ci sono dei problemi nel accedere a queste risorse, soprattutto nelle tempistiche. E poi c'è anche da dire che qualsiasi forma di indennizzo si possa pensare nei confronti di questi ragazzi o bambini non basterà mai a colmare il disagio e soprattutto psicologico che hanno, perché alle volte accade che a morire sia la mamma, come purtroppo alle volte magari si somma anche il fatto che poi il papà magari si suicida e quindi non perdono solo un genitore, ma ne perdono entrambi, oppure se il genitore che ha commesso il reato rimane vivo, comunque è un grosso problema per i figli che hanno magari assistito all'atto stesso, convivere con questa persona. Quindi non credo che ci sia nessuna forma economica di indennizzo che equa e giusta per sostenere adeguatamente questi ragazzi o questi bambini. E, comunque sia, noi voteremo sì alla proposta che ha presentato la consigliera Liguori, ammesso che poi farà lei le valutazioni del caso rispetto alla proposta della maggioranza di rinviare in commissione il testo. È ovvio che la scelta spetta a loro in quanto sono i presentatori della stessa. Per quanto ci riguarda, è vero che ci sono dei testi che giacciono nelle commissioni da tempo, però come diceva prima la consigliera Liguori, è anche vero che probabilmente è importante dare un segno subito di vicinanza da parte della Regione a questi ragazzi e a questi bambini. Quindi, al di là di quelle che saranno le valutazioni che farà il gruppo dei cittadini, noi, anche se abbiamo alcune perplessità su alcuni emendamenti che ho già espresso comunque alla consigliera Liguori, sosterremo la proposta. Grazie. Grazie.